Sono stati 2 mesi un po' difficili. È bello finire la stagione così, proprio come volevo. Questo sono io il 1° settembre e questo sono io il 2 novembre. Vi ricordate cosa è successo un paio di mesi fa? Bene, mi era stato detto che per quest'anno sarebbe finita lì, con un ritiro, un giro in pronto soccorso e delle sensazioni di merda. Poi però uno spiraglio di luce nel buio. Già, perché dopo visite su visite e decine di analisi, il cardiologo ha detto abile. Ed è per questo che a esattamente 2 mesi da quell'episodio siamo qui, pronti a partecipare all'ultima gara di stagione. L'obiettivo di domani? Solo ed esclusivamente uno: divertirsi. Andiamo a fare una sgambata così vediamo anche il percorso. Finale partenza arrivo, qui domani ci sarà il traguardo e la partenza ovviamente. Primo tratto in asfalto molto scorrevole, ottimo per cicciare le ruote perché qua ce ne sarà bisogno. Percorso velocissimo, dall'asfalto si gira subito a sinistra qui dopo qualche centinaio di metri e si inizia con lo sterrato. Qui attenzione perché questa curva è veramente scivolosa e c'è subito l'area tecnica qui, area tecnica veloce che tra l'altro sì, bisogna stare un po' attenti perché è stretta ma si riuscirà a fare tutto lo stesso. Curve velocissime tutte 90 gradi, segmento in erba dove la bici tende a rimanere un po' bloccata ma molto meglio rispetto alla seconda parte del percorso in cui veramente c'è un attrito pazzesco col terreno. Si arriva in questa parte qui guidata ancora un po' sporca, stanno facendo dei lavori quindi non andremo a rompere le scatole, però anche qui in entrata curva c'è questa curva un po' chiocciola così che fa scivolare molto anche l'anteriore, ancora un po' viscido. Oh. Com'è? Abbastanza, e si riesce sulla strada principale di prima. Come avete sentito anche uno degli organizzatori ha definito quella curva bastarda perché ci sono le foglie, non si vede bene quello che c'è sotto. Curva 180 gradi, attenzione anche qui alle chiusure di anteriore e si costeggia tutto un campo. C'è la traccia qui a sinistra che è perfetta perché è battuta, asciutta e si va come su asfalto. Attenzione, appena affrontato il giro di boa si ripassa per la curva 180 gradi di prima qui in questo percorso. Ciao! In questo percorso moltissime zone in cui ci si incrocia, come avete visto, che è un bene perché si vedono anche gli avversari nel muso e si capisce che piomba hanno. Si rientra su asfalto, questa è la stessa stradina che porta all'area tecnica e però si fa da un'altra parte ovviamente. Adesso qui c'è questa rampetta in asfalto, appena rifatto si va su che è un piacere e si arriva alla parte che secondo me è un po' più interessante del giro. Qui si scende, si va dentro qua a destra, c'è questa lunga curva e poi un saltino molto semplice, anche se il terreno sotto è un po' viscido, bisogna stare attenti ad atterrare centrali, ma non c'è nulla di particolarmente difficile. Si torna su per la stessa strada, qui ci sarà un doppio passaggio, uno all'andata e uno al ritorno, e si scende dall'altra parte. Curva a destra e si entra nel secondo boschetto, anche qui attenzione alle zolle di terra. Probabilmente il mezzo alluvione che c'è stato la scorsa settimana ha contribuito a scavare particolarmente il terreno perché come vedete è pieno di avvallamenti, si scivola molto e la bici scorre poco pur essendo una full. E ricordo sempre che in queste gare qui secondo me la bici più indicata è la full, anche se sono molto scorrevoli, perché è vero con la front magari rigida e un rilancio maggiore, migliore, però a lungo andare per un'ora e mezza tutte queste sollecitazioni nelle gambe e nella schiena secondo me non fanno bene. Si sale questa rampetta, si può prendere molto di slancio perché è veramente poco pendente. Qui l'anno scorso si girava a sinistra e si scendeva vicino all'argine dell'Ivenza e invece a sto giro andiamo giù direttamente per un'altra andata e ritorno che si farà qui su questo terreno super scorrevole. Si va, qua bisogna anticipare tanto e attenzione, si scende dall'altra parte, occhio alla recinzione qua, bisogna ricordarselo. E siamo tornati al punto di partenza, questo è il traguardo.
Bene ragazzuoli, abbiamo mangiato, adesso sto facendo un po' di stretching, siamo qui pronti per l'ultimissima gara di stagione domani, ultima per me ma in realtà ultima anche di calendario, quindi ci sarà tutto un cerchio che si chiude domani. Io sono veramente contento di essere qua, sto facendo stretching, si sta da Dio, la temperatura è ottima. Comunque al di là di come andrà domani c'è da fare un discorso qui, che gli organizzatori sono stati bravi a riuscire a spostare la data di questa gara, perché come ho detto prima l'emergenza idrica era veramente grave, qui era tutto sotto acqua come si vede in qualche immagine che ho registrato prima. Oggi invece il terreno era veramente perfetto, era un pelino pongoso, diciamo, quella terra che ti tiene un po' lì la bici, ma con queste temperature come vedete non c'è neanche mezza nuvola. Sono convinto che domani sarà perfetto, in più correndo la seconda gara di giornata, non la prima, quindi alle 10:30, sono sicuro che tutto si compatterà e noi troveremo la condizione ideale. Pronti in Meduna di Livenza per cercare di portare a casa la gara che, tolti i DNF, sarà la più corta della mia carriera ciclistica. In programma 5 giri che ieri provando pensavo di aver sbagliato, in realtà mi hanno detto tutti che è corretto. Si gira più o meno in 10 minuti, non siamo in tanti per cui stare davanti non sarà difficilissimo, bisogna però cercare secondo me di stare attorno alla seconda, terza posizione in fila, perché più indietro fuori dalle curve a 90 gradi sarà un casino, perché saranno frustate nelle gambe a manetta, mentre più avanti si prende troppa aria, quindi bisogna fare un po' una gara studiando sicuramente e poi cercare di avere lo spunto per saltarle via alla fine. Questo se si hanno le gambe. Io non lo so se ho le gambe, non l'ho ancora capito, anche oggi sto bene mi pare, però lo scopriremo solo vivendo. Tutto è pronto, ora si va in partenza e che vinca il migliore. La partenza sarà nei prossimi 15 secondi. Via, si parte, devo cercare di recuperare più posizioni possibili perché essendo 2 mesi che non corro parto in ultima fila. Come vedete la strada è larga ma nessuno lascia spazi, quindi è veramente difficile passare. Va bene, fa niente, stiamo un attimo a ruota perché adesso ci sarà una curva a destra e avremo più possibilità di superare. È incredibile nei cross country, fuori da ogni curva è una volata, ne abbiamo passato un altro, vediamo se riusciamo a guadagnare un'altra posizione in staccata, ma no, meglio di no qua, restiamo un attimo dietro e vediamo, perché una chiusura di anteriore, una stupida scivolata può condizionare tutto. Qui però sono già tutti in fila indiana e quindi possiamo sgasare un pochino, recuperare più posizioni possibili, vediamo all'esterno, per fortuna non stanno neanche tirando più di tanto, però no, ci accodiamo. All'inizio di queste gare la tensione è altissima, così come lo deve essere anche l'attenzione, e come vedete tutti vogliono stare davanti perché chiaramente si fa meno fatica. Qui vediamo se riusciamo a infilarne un altro. Sì dai, un'altra posizione infilata. Bene dai, siamo ancora più avanti, ma minchia che sgasata fuori da questo boschetto, sto facendo una fatica bestia adesso, come vedete anche dai battiti in sovraimpressione. Cerchiamo di rientrare il più possibile perché stare qui a bagnomaria vuol dire spendere un'infinità di energie. È veramente pazzesco, sono a tutta e non riesco a rientrare davanti, a meno che non mollino, la vedo già dura. Mi sono distratto un attimo, non mi aspettavo questa accelerazione fuori dalla curva, ma dai, se abbiamo un po' di fortuna che si guardano un secondo, noi siamo lì, pronti a rientrare. Bene, proprio quello che volevo, si stanno guardando, noi in un attimo adesso rientriamo, cerchiamo di respirare un secondo, ma neanche troppo. Dobbiamo andare più avanti possibile perché sennò alla prossima accelerata ci stacchiamo un'altra volta. La voglia di mettersi a ruota e respirare è tanta, ma bisogna cercare di andare più avanti, quindi ne passiamo uno. Nicolò, vediamo se riusciamo a infilare anche Visinelli, vediamo, adesso rallentano un secondo, c'è una curva a destra, vediamo l'infilata. Sì dai, abbiamo recuperato ancora, adesso ci troviamo in seconda posizione assoluta, che è la posizione perfetta per riuscire a respirare quanto basta in pianura e non prendere le frustate fuori dalle curve.
Curva a gomito a sinistra, si entra nell'asfalto, adesso l'andatura calerà, quindi voglio cercare di entrare per primo nel boschetto del salto. E come vedete non sono l'unico che ha avuto questa intuizione. Ah, fuori da qua stanno allungando, però c'è la ghiaia per terra, non riesco a spingere più di tanto perché mi scivola la ruota dietro. Cerchiamo di tenere, non perderli. Prendono qualche metro, ma dai, cerchiamo di rientrare perché sennò ci troviamo nella stessa situazione di prima. Si passa sotto il traguardo per la prima volta, terminato il primo giro e sono lì davanti. Dai, adesso dobbiamo rientrare per forza, come vedete i battiti sono alle stelle, sono veramente a tutta e questo non va bene. Non va bene perché stiamo sprecando un sacco di energia. Ok, ci siamo riaccodati, ora si passa per l'area tecnica, ma di nuovo non mi metterò a ruota, voglio cercare di guadagnare un'altra posizione. In questo gruppetto ci stiamo giocando la seconda posizione perché nell'attacco di prima dove mi sono staccato Visinelli ha mollato un'aperta della Madonna e se n'è andato, è là da solo e prenderlo è veramente difficile. Ora qui fuori da questa curva sicuramente Segat si sposta, esatto, e va bene, non gli diamo un cambio, andiamo davanti a tirare. Questa strategia può sembrare stupida ma vi assicuro che stare davanti è veramente la cosa migliore. Oggi fuori dalle curve si fa veramente tanta fatica se si sta a ruota. Vediamo, della mia squadra sono l'unico che corre oggi, però ci sono degli amici che mi potrebbero dare una mano come Nicolò, il ragazzo che ha ruota, e infatti ora meglio che gli chiediamo un cambio su questo rettilineo. Se riesci, sì. Siamo di nuovo sulla rampa che porta al boschetto del salto, ora facciamo un po' di barrage come potete sentire per cercare di non far passare gli altri e poter respirare un secondo prima del salto appunto. Se il discorso di stare a ruota è penalizzante nei tratti guidati, è chiaro che nei rettilinei è meglio ciucciare un po' e avere qualcuno che ti taglia l'aria, quindi vediamo, chiediamo di nuovo l'aiuto da casa. Vai bello. Vado. E in questo momento mi sono reso conto che abbiamo fatto una cazzata enorme. È rientrato il primo Master Elite che si è portato dietro anche l'Elite, il ragazzo con cui mi stavo giocando il secondo posto assoluto, ed essendo in testa al gruppo non mi sono reso conto che stava rientrando, a differenza di chi stava a ruota che è riuscito a cogliere la palla al balzo e saltarci via tutti. Bene, siamo di nuovo ufficialmente a pecora. Le gambe stanno bene, però sono veramente a tutta, mi manca un po' di ritmo gara che invece gli altri hanno perché sono stato fermo veramente tanto tempo. Non riesco a rientrare da solo, vediamo se qualcuno alla mia ruota riesce a darmi una mano. Dammi una mano che rientriamo. Dopo la curva ti do il cambio. Occhio Yuri! Occhio Yuri! Occhio! Occhio bello. Grazie. Niente ragazzi, ci abbiamo provato veramente in tutti i modi a rientrare ma non ce l'abbiamo fatta, quindi alziamo bandiera bianca, portiamo a casa il terzo posto Elite e va bene così, sono veramente già super contento di questo risultato. Sono andati, anche dietro non viene su nessuno. Dietro non viene su nessuno. Abbiamo perso il colpo, no?
Qui devo ammettere che dopo aver tagliato il traguardo e aver stoppato il Garmin mi è sceso un po' tutto, la paura dei mesi scorsi, l'adrenalina della gara, la tensione e sì, mi sono lasciato un po' andare, è stato molto emozionante. Che bello, cazzo, finalmente. Sono stati 2 mesi un po' difficili. È bello finire la stagione così, proprio come volevo. Voglio ripeterlo un'altra volta, correre qui oggi è stato pazzesco, un mix di emozioni che non pensavo di riuscire a provare di nuovo quest'anno. Ho rivisto tanti amici, mi sono divertito, ho fatto un'ora a tutta e ho ricevuto anche tanti saluti e tanto affetto da parte vostra, quindi non posso che dirvi un grande grazie e ci vediamo l'anno prossimo.